Ha avuto luogo in forma ridotta questa mattina a Chioggia la celebrazione per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Il sindaco Alessandro Ferro ha assistito all'alzabandiera allo stendardo di Piazzetta 20 settembre. Accanto a lui il trombettiere della banda musicale cittadina, una delegazione della polizia locale, i vertici delle forze dell'ordine con il neodirigente del commissariato di pubblica sicurezza Flavio D'Addario, il capitano dei carabinieri Francesco Barone e il comandante della Guardia di Finanza Roberto Esposito. Presente anche il segretario dell'ANPI Giorgio Varisco, con al collo il fazzoletto tricolore dell'associazione partigiana, ma senza il labaro. La partecipazione delle associazioni combattentistiche era stata negata dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e ha dato vita a numerose polemiche, in quanto la giornata che celebra la Repubblica è strettamente connessa all'elezione dell'Assemblea Costituente, sempre il 2 giugno 1946, nata dalla Resistenza per scrivere la Costituzione del paese post-bellico e antifascista. La cerimonia è poi proseguita senza orazioni civili, diretta al monumento ai caduti, ove il primo cittadino ha deposto l'omaggio laureo. Non cessano purtroppo le intemperanze e le minacce cui è sottoposta la cicchetteria Danilo Fisolo, in riva Vena a Chioggia, ai piedi del ponte Scarpa. Anche ieri mattina e negli scorsi giorni i soliti balordi che infestano le calli vicine, molto probabilmente spacciatori di droga, hanno spavaldamente dato dimostrazione di grande strafotenza nei confronti del titolare, Diego Ardizzon, che da tempo sta cercando di rendere più vivibile la parte meridionale della riva, con l'aiuto fra gli altri dell'Associazione Amico Giardiniere, del Lions Club presieduto da Luigi Ranzato, dei pochi negozi che ancora resistono e dei cultori di storia locali come Enrico Marchesan, con le sue vele al terzo. Questa mattina a portare la propria solidarietà è stato il sindaco Alessandro Ferro, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale Endri Bullo e dal consigliere Davide Penzo, oltre ai massimi rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. In un buffet offerto a passanti e turisti, Ardizzon ha ringraziato la presenza dello Stato, plasticamente presente al suo fianco, mentre il sindaco Ferro ha ricordato le iniziative dell'amministrazione per migliorare la vivibilità della fondamenta e il contrasto alla malavita. Nuovi ormeggi e plateatici nel canale, iniziative culturali, agevolazioni per chi riapre i negozi, fermo restando naturalmente l'imprescindibile controllo delle forze dell'ordine. Finalmente vi è la certezza, il mercato settimanale di giovedì 4 giugno sarà il primo integrale, con tutti i 216 banchi, negli ultimi 3 mesi. Un'ordinanza del sindaco Alessandro Ferro, infatti, autorizza lo svolgimento integrale del SIOBA, che sarà presidiato dai volontari delle associazioni, e autoregolamentato per quanto riguarda le dimensioni dei banchi, ridotte del 30%, e le modalità di fruizione e acquisto, solo frontali e quindi non laterali. Al provvedimento si è arrivati dopo che già la scorsa settimana il piano di sicurezza comunale era pronto per il debutto, ma una lettera inviata da un centinaio di esercenti aveva messo sull'attenti l'amministrazione quanto ai rischi esposti alla magistratura in caso di assembramenti contagiosi. Durante l'ultimo mese erano stati autorizzati a esporre solo i banchi di alimentari in piazza Vigo e di fiori e piante in piazzetta Merlin. Da domani quindi prevedibile il ritorno in grande stile di coloro che in questo tempo hanno sentito la mancanza della passeggiata e degli acquisti tra le bancarelle del Sioba. Va considerato che invece per la celebrazione dei santi patroni il prossimo 11 giugno il sindaco Ferro ha ordinato il blocco della tradizionale fiera commerciale e gastronomica in programma abitualmente in piazza durante tutto il giorno. Dunque, ieri c'è stato un intervento, ieri pomeriggio in Canal Vena, da parte dei Vigili del Fuoco, aiutati dal reparto di Chioggia, aiutati dal sommozzatori di Venezia, che sono venuti da Venezia, per la messa in sicurezza di un relitto di un natante che era affondato addirittura a novembre dell'anno scorso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il canale perché era pericoloso proprio per la navigazione, qualcuno poteva andarci addosso e farsi come minimo dei danni all'imbarcazione.
Poi i pezzi sono stati appunto, i vari pezzi sono stati messi in macchina e sotto la supervisione della polizia locale poi sono stati smaltiti, presumiamo, da Veritas. Ecco, ricordiamo che il natante continua, quello che è rimasto del natante continua a rimanere affondato sempre nello stesso punto di Canalvena, e ricordiamo che sul Perottolo di fronte ai Giardini Vescovili da mi sembra più di 5 anni continuano a rimanere imbarcazioni senza nessuna autorizzazione, i cui ormeggi sono tubi in ferro, e ci sono ben 3 natanti affondati da più anni. Speriamo che qualcuno pensi prima o poi a smaltirli. La Regione Veneto ha stanziato un fondo per l'erogazione di un contributo economico fisso di 400 euro destinato al sostegno dei nuclei familiari che nel periodo di confinamento da Covid-19, ovvero tra marzo e maggio, abbiano avuto entrate significativamente minori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande vanno presentate online direttamente alla Regione tra il 15 giugno e il 5 luglio prossimi. Tutte le informazioni relative sono disponibili al sito dell'ente.